Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, come già anticipato nella prima, ospite della seconda parte il sindaco Sergio Giordani, che lo saluto. Buonasera sindaco, buonasera, grazie di essere con noi. Prima però di iniziare la trasmissione volevo comunicare che da martedì prossimo alle ore 19:30 il sindaco verrà ospite in diretta, perché come di consueto voi sapete la maggior parte delle trasmissioni del mercoledì le registriamo nel tardo pomeriggio, a poche ore dall'inizio della messa in onda. Ecco, da martedì prossimo avremo ospite il sindaco tutti i martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:20 e potrete colloquiare con noi mandando i messaggi oppure telefonando. Ovviamente ci sarà una nostra giornalista che seguirà tutto questo, oppure potete anche nell'email dedicata al sindaco fare delle richieste durante la settimana. Questo spot lo dirò un paio di volte in questa trasmissione, però lo pubbliciteremo sia come televisione sia come comune, perché chi è interessato ad avere delle risposte direttamente dalla voce del sindaco lo potrà fare tutti i martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:20. Detto tutto questo iniziamo. Come va intanto? Benissimo. Tutto bene, non è stata una volta che le ho chiesto come va, che lei, no, ma è bello, uno mi dice, no, ma mi fa piacere, è in senso positivo. Veramente è un periodo, siamo usciti dalla pandemia, stiamo risolvendo i problemi come città. No, ma in senso positivo è perché ormai anche nel periodo più nero che lei ha fatto il sindaco, quello della pandemia, che è stato un periodo, lei è sempre stato un positivo, quindi lo è per natura e quindi... Bisogna essere positivi, se no un sindaco negativo penso faccia danni. No, è vero, no, ma non negativo, nel periodo duro come è stato positivo, è una bella cosa, e quindi io le faccio la domanda e lei di consuetudine viene io rispondo sempre a tutti benissimo, perché è vero. No, sono d'accordo con lei. Allora, la prima tematica che affronteremo in questa trasmissione sono una cosa che lei non è che l'abbia desiderata come una delle migliori, ha dovuto, perché ovviamente è stata un'imposizione del governo, è quella dei monopattini. Non un'imposizione. Hanno detto che si può, come la chiamano? Non è stata un'imposizione. Perché lei può dire che non si può mettere allora? Certamente sì. Lei può anche non metterli? Non è un'imposizione, no, assolutamente. E perché allora non li ha messi? No, facciamo un po' di ordine su questa cosa. Vuole che vediamo il servizio prima? Oppure... Volentieri. Oppure, no. Allora andiamo a vedere il servizio monopattini, dopo non sapevo, pensavo che il sindaco non potesse anche toglierli. No. Il servizio. Circa 6.500 utenti registrati e 18.000 noleggi complessivi in quasi 3 settimane. Sono questi i numeri che testimoniano quanto il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing sia apprezzato dai padovani, in modo particolare dai giovani, visto che il 49% degli utilizzatori ha tra i 18 e i 25 anni. A fornirli le due società Bit Mobility e DOT, vincitrici del bando e ora pronte ad aumentare gradualmente i mezzi a disposizione dei padovani fino a raggiungere le 1.000 unità, sostituendo i primi veicoli a due ruote arrivati con evidenti segni di usura, componenti arrugginite, colori dei telai scrostati e luci danneggiate. A ben guardare, infatti, i monopattini più usurati forniti da una delle società hanno loghi di altri comuni, Roma e Monza in particolare, segni evidenti di come i monopattini prima di arrivare a Padova siano stati utilizzati in altre città. Per prenotare il servizio è necessario scaricare le app sul proprio cellulare, associare la propria carta di credito e abbonarsi all'offerta ritenuta più conveniente tra le tante a disposizione. Le regole di utilizzo sono ferree. I mezzi devono rispettare il limite dei 25 km/h, possono transitare sulle piste ciclabili e sui percorsi ciclopedonali, qui senza superare i 6 km/h. È vietato invece percorrere le careggiate riservate al tram, anche nei tratti esterni ai binari, transitare sotto i portici e sui marciapiedi, sull'Easton in centro storico, sui sagrati di Duomo, Santa Giustina e Basilica di Sant'Antonio. Non possono inoltre circolare su rampe, svincoli di accesso alle tangenziali, nel perimetro della ZIP, piste ciclabili escluse e sulle strisce pedonali se non condotti a mano. I monopattini sono dotati di un sensore GPS che ferma il mezzo quando si trova in una delle zone vietate, lo rallenta in caso di eccessiva velocità e ne impedisce il bloccaggio nelle aree dove non è consentito lasciarlo, tra cui i marciapiedi, lungo gli argini e nelle piazze del centro.
È proibito inoltre salire in 2 persone, l'uso del cellulare. I minorenni devono indossare il casco e tutti, indistintamente dall'età, il giubbotto riflettente dopo il tramonto. Per eventuali trasgressioni sono previste multe da 50 a 400 euro. Allora, abbiamo chiarito un po', brava Elisabetta, che ha spiegato davvero come funziona il meccanismo dei monopattini. Però diciamo, prima di vedere il servizio, io pensavo che fosse il governo che impone. Il precedente governo ha fatto solo una cosa, ha equiparato il monopattino e la bicicletta, punto, non ha fatto altro. Questo mezzo, come regola intendo dire, non si può andare sotto i portici, bisogna andare ciclabili e via dicendo. Qual è il problema? Un mezzo sotto tutti gli aspetti eccezionale come mobilità. Qual è il problema vero? Che deve essere usato in maniera corretta. Col casco, sono minorenni, non possono andare sotto portici, non deve essere usato in certe zone del centro. Se tutti quanti lo usano in maniera corretta, come strumento di mobilità, anche sostenibile, elettrica, non inquina, eccezionale, però non si può salire in 2, non si può andare via senza luci, non si possono fare tantissime cose, per cui se ognuno rispetta le regole non c'è assolutamente problema. Deve essere chiaro, dopo non stiamo dando la caccia ai monopattini, assolutamente, ma la polizia locale ha l'ordine, ovviamente, ma penso sia normale, chi sbaglia paga, non c'è soluzione, non si può andare in 2, non si può andare sotto i portici, tantissime cose, va rispettato il codice stradale, tutto qua. Se si rispetta il codice stradale non c'è problema, è un mezzo veramente eccezionale su tutti gli aspetti. Dopo bisogna fare attenzione perché Padova è una città che ha i San Pietrini, certe parti che sono storiche sono un po' più difficili perché hanno ruote piccole, bisogna stare un po' attenti, per cui l'invito è usiamolo pure, non c'è problema, mettetelo quando si parcheggia, non buttatelo in maniera scorretta, mettetelo bene. Usatelo, ma rispettate le regole, questo è importante, se no veramente venite sanzionati. 2 cose, prima avevo capito io, lei mi ha detto no, che il monopattino che lei inizialmente era titubante fosse io ho detto un'imposizione del governo, perché il governo ha dato il permesso in via libera dell'uso dei monopattini, mi aiuti nel ragionamento. Lei potrebbe anche togliere i monopattini volendo come sarebbe anacronistico, sarebbe una sciocchezza da parte mia. Però potrebbe, volendo. Sì, potrei, ma potevo non fare la gara, potevo non mettere i monopattini, però ovviamente è molto gradito specialmente ai ragazzi giovani, per cui sarebbe stato, a me non piace solo per motivo di sicurezza, non per altri motivi, come mezzo eccezionale. Sono d'accordo, soprattutto quello, aggiungo anche qualche italiano. La stessa cosa, scusa, bicicletta servo-assistita, anche questa è eccezionale, a differenza è molto più sicura solo perché ha ruote di missioni diverse. Aggiungo che ci vorrebbe un po' di educazione da parte dell'italiano in generale, perché lei che ha girato il mondo va negli altri paesi, ricordo in Ungheria che c'erano molti anni fa e addirittura li erano perfetti, li parcheggiavano al posto giusto, qui li vediamo per terra, se invece va ad Amsterdam a vedere le biciclette dentro i canali, c'è ogni giorno, io sono stato ad Amsterdam, la gru che tira su biciclette sui canali di Amsterdam in maniera incredibile, anche lì i giovani sono maleducati, la buttano, magari hanno bevuto qualcosa di più. Però devo dire a favore di Paolo una cosa, per le prime biciclette elettriche servo-assistite ho ricevuto i complimenti dal società di gestione, ho detto stanno gestendo benissimo i padovani in biciclette, molto meglio delle altre città. Questo è per motivo l'aspetto sociale siamo bravi. Vuole chiarire anche perché sono arrivati di monopattini, magari uno dice ma Padova prendi i monopattini usati? No, me l'ha spiegato l'assessore, ero in difficoltà a consegnare, per avere una certa quantità ha anticipato dei monopattini da altre città che verranno cambiati penso in settimana, per cui è stato proprio un voler far presto. Per avere un numero consistente. Perfetto. Faccio una battutina prima di andare nell'altro servizio. Lei è mai salito sul monopattino? Certo, ce l'ho. Lei ce l'ha? Cioè lei va bisogna essere giovani. Ma per Padova lei va in giro? No. Vado al mare, uso il monopattino. No, non mai visto. No, il mare che è molto tranquillo, è un po' complicato come Padova, bisogna essere molto giovani per utilizzarlo. Perché bisogna stare attenti, è facile usare se c'è una strada bella asfaltata, liscia, se non c'è problema, sono su buche rotte piccole, per cui bello usarlo d'estate. Un bel mezzo, va utilizzato, bisogna essere capaci, per essere chiari,
capaci, nel senso, ad esempio lei sarebbe in grossa difficoltà a Beh, usarlo. non ho dubbi. No, le spiego, l'altra volta, non so se è venuto, ne avevo già accennato, ho visto una ragazza che è caduta durante questo periodo. Si fa male. Ne ho visto un altro, non so se è un caso, soprattutto li ho visti, sindaco, sui dossi dei traversamenti pedonali, dove ci sono quelli un po' più ripidi, ho visto due che sono caduti, ne ho visti due e sono caduti proprio, l'attenzione anche in quei posti. Bisogna fare attenzione, una buona dose di equilibrio, però sta un po' attenti, per cui io lo uso per andare al mare, in spiaggia, così, su piedaggi, ma qua sarei in difficoltà a usarlo, per cui evito. Io ho paura, dico la verità, correndo in macchina. Ma correndo in macchina ho paura perché vedo che ci sono dei ragazzi che li guidano in maniera squilibrata, senza luci, in due sopra. Ripeto, bisogna attenersi al codice, è importante, anche per la sicurezza propria. No, d'accordo, sì, solo che io ho paura, va bene. Andiamo invece nel secondo servizio, che è quello dei progetti praticamente di due buchi neri di Padova. Uno era Leroy Merlin, dove lì da molti anni è un buco nero, nel senso che c'è una cosa che non è più usata vicino, per farci capire, vicino al teatro Geox, che era l'ex Foro Boario, e lì nascerà Leroy Merlin, e l'altro è il palazzo, quello che vedete in tangenziale, orribile, che è messo lì, e lì dovrebbero essere sistemati. E poi a parte parleremo anche del conservatorio. Vediamo il servizio. Già dal prossimo anno rinasceranno due edifici da anni abbandonati che non sfuggono agli sguardi di chi passa lungo le tangenziali. Stiamo parlando dell'Honda Palace, il grattacielo abbandonato da ormai 15 anni della zona industriale di Padova, tra via Panama e Corso Spagna, e dell'ex Foro Boario di Corso Australia. Determinanti in entrambi i casi è l'interessamento dei privati. Dopo l'aggiudicazione all'asta da parte di Industrie Edili, società di Agostino Candeo e Alberto Romano Pedrina, il grande edificio di 19 piani, incompiuto e lasciato al degrado e all'incuria, diventerà un moderno polo direzionale di uffici, con una banca al piano terra, lo showroom di arte di abitare, uffici di professionisti, legali, notai e un ristorante panoramico all'ultimo piano. Secondo il progetto dell'architetto Nicola Fabris, l'edificio sarà completamente rigenerato anche esternamente da una livrea bronzata che lo ricoprirà interamente per creare un gioco di luci, dando vita ad un'opera tutta nuova, rinominata Wave Palace. Quella dell'Honda Palace è una storia lunga e travagliata. Nata come torre servizi di Interporto, avrebbe dovuto diventare una palazzina servizi nella quale Interporto avrebbe occupato una parte degli spazi. Il resto sarebbe stato utilizzato come centro servizi e locali da affittare a ditte ed aziende. Invece, prima il fallimento dell'impresa costruttrice, poi il sequestro penale sulla spinta di un'indagine antimafia hanno prodotto lo scheletro che è oggi. Si deve invece al colosso francese del bricolage l'opportunità di riqualificare con un investimento di 35 milioni di euro la cattedrale d'Avanzo con l'apertura di un nuovo store Leroy Merlin. La conferenza dei servizi convocata dalla Regione ne ha approvato il progetto comprensivo dell'accordo di programma, che mette nero su bianco gli impegni che Leroy Merlin assume nei confronti del territorio, tra assunzioni, imprese fornitrici, servizi offerti ai clienti, accorgimenti per la tutela ambientale e quanto versato al Comune, tra oneri di urbanizzazione e 168.000 euro aggiuntivi da utilizzare per politiche di sostegno ai negozi di vicinato. È questa l'ultima fase del lungo iter burocratico propedeutico al rilascio da parte della Regione della licenza commerciale, che porta con sé il consenso all'avvio dei lavori. Allora, due buchi neri li abbiamo chiamati, abbiamo fatto il servizio perché erano davvero due buchi neri. La zona del Leroy Merlin, l'ex Foro Boario, che lì c'era l'intendenza delle belle arti, tutte quelle storie che la burocrazia che sappiamo tirata avanti, finalmente per merito suo riparte anche. No, merito mio, non è merito mio, merito. Per merito dell'amministrazione, insomma. Sì. In mezzo a 1000 battaglie, diciamolo così, va bene, controversie, chi lo voleva, chi non lo voleva, il comitato di quartiere che non lo voleva e via, è un bel, insomma nasce, parte, giusto? Sì, io penso che cominceranno a fine anno col ponte,
con l'orchetta per cambiare viabilità, e poi saranno i lavori, saranno un anno di lavori più o meno. Hanno ottenuto le concessioni, io non vedo l'ora perché è una brutta zona obiettivamente, di conseguenza ricordo che ho cominciato con l'altra amministrazione, per cui non c'è la logica, l'ha fatto l'altri per cui a me non va bene. Secondo me è una buona idea, l'abbiamo portata avanti, è stato molto faticoso sotto l'aspetto tempi, sotto l'aspetto impegno sia personale che di altri assessori, però alla fine abbiamo fatto una cosa che secondo me è importante, ben fuori la cattedrale d'Avanzo, che è protetta, ricordo, grazie anche alla sovrintendenza che è stata molto lungimirante in questa fase, ne esce un progetto molto importante. Molto bello. E poi questo che davvero... E poi l'Onda Palace che era orribile passare in quella tangenziale a vedere a chi lo dice, mi sentivo anche un attimo responsabile solo dall'aspetto morale, perché ero presidente dell'Interporto, ero appena arrivato, ho trovato il progetto, ho detto ma noi non lo faremo mai, mettiamolo in gara. Abbiamo fatto una gara europea e ha vinto un'azienda. Questa azienda poi nel corso del tempo, perché noi l'abbiamo venduto, è fallita, e di conseguenza dopo sono stati altri problemi legati a aspetti giuridici e finalmente Pedrina e Candeo l'hanno acquistata, penso che cominciano i lavori a fine dell'anno. È un pezzo importante di Paolo, in quanto veramente ogni volta che passavo giravo lo sguardo dall'altra parte. Mi scusi, Sindaco, tecnicamente lì verrebbe ricoperto praticamente, perché ho visto un'immagine molto bella, verrebbe ricoperto praticamente. Esattamente, viene ricoperto, anche il progetto originale era ricoperto, Onda Palace per essere tutto tipo di onda. Un tipo d'onda, adesso loro fanno un progetto diverso, ben venga, è importante che venga fatto bello, perché veramente ha un impatto importante sotto l'aspetto Padova. Lo faranno, se non sbaglio, l'ultimo piano di ristorante, 3-4 piani di loro aziende, e poi aziende che collaborano con loro, piuttosto che altri, insomma è privato. Di conseguenza basta che lo facciano bello, che sia bello, che impattante sotto anche l'aspetto estetico, perché è veramente brutto passando. Mi sentivo anche un po', anche se non c'era una responsabilità mia, ma avendo inizialmente venduto come Interporto ad altri, ripeto, una gara europea è stata ceduta agli altri, mi sentivo anche un po' responsabile per quello che è accaduto, insomma, però adesso viene risolto. E poi Sindaco, imprenditori che dopo il Covid iniziano a investire nell'immobile, la zona IVI. Diciamo che anche lo stesso imprenditore, anche società, no, su un'altra società diversa, ha acquisito anche l'area di fronte, il famoso IFIP, di fronte alla Chiesa della Pace, per cui sono già addirittura d'arrivo quei progetti. Per cui, diciamo, anche lì dovrebbe nascere qualcosa, insomma. Certamente sono 3 edifici. Lì c'è devo dire, è una zona molto delicata e particolare per quanto riguarda Padova. Spiego perché. Quell'area lì c'è sarà l'alta velocità che arriverà 6-7 anni. Devo dire che modificheranno la stazione. E modificando la stazione e facendo sì che venga ricostruito in maniera positiva, devo dire, il binario 8-9 arriverà, ci hanno anticipato l'alta velocità. Chiedo alla regia di togliere queste immagini perché il Sindaco sta parlando vicino alla stazione, ormai non facciamo confusione. Allora, alta velocità vuol dire che il binario 8-9 arriverà verso nord, di conseguenza andrà a toccare la cella. Non passa sotto la cavalleria Borgomagno, l'alta velocità, per cui bisogna abbatterlo e rifarlo. Vuol dire che viene il fatto che è un'area importante della stazione. In più c'è PP1, IFIP, PP1 vuol dire via Trieste, IFIP vuol dire quello che ho appena parlato, di fronte a Chiesa della Pace, passeranno 2 linee di tram, verrà fatto in università, verrà fatto ingegnerie, 3.000 posti, viene fatto l'ospedale, viene fatta la questura, è un'area talmente importante che col professor Boeri verrà a metà mese a dare la visione che ha sia lui che l'amministrazione. Ricordo che il professor Boeri sta facendo il piano regolatore, una visione, non un progetto, ripeto per l'ennesima volta, in modo tale che tutti siamo coordinati, Ferrovie dello Stato, privati, università, noi come tram, deve essere una visione importante generale, perché questo ne esce in una zona diversa in 5-6 anni, non domani mattina, in un tempo abbastanza lungo, però
Immaginavo che non fossero No, pavimenti. no, l'alta velocità sono 6-7 No, anni. no, certo, viene Però fuori questo. è molto In importante. tutto questo io poi dico sempre, quei due palazzini a Piazzale Boschetti, no, fanno tutto prima, quelle No, due, non so, quando le vedrò davvero no, ristrutturate. Bisogna scomporre due cose. Allora, per quanto riguarda No, il parco, d'accordo. sicuramente Adesso, perché c'è solo un problema di... sistemiamo tutta Padova tra quelle due No, palazzine. c'è un problema sui due. C'è un problema adesso di mancanze di pezzi di Eccole cambio qua, e via. i bei gioielli. Questo qui sarà finito, parlo del parco, il ponte, penso che sarà ottobre-novembre, sarà finito. Manca solo pezzi. Cosa? Parco. Non l'ho chiesto. Dopo seminato, lo dico io, seminato, sarà fine anno. Adesso basta trovare i pezzi che servono, perché c'è un problema No, sul parco ho capito. L'altro non lo so, questo sarà, quando è venuta sarà fatta privato, sarà un privato che destinerà. No, le stanno Ora 2 anni, 2 anni e mezzo. Perché viene sistemato il palazzo, l'Onda Palace, quello che l'IFI e tutti gli altri. Ma anche queste cose, non sto dicendo che sono sistemate domani. Allora, i privati hanno acquisito le due aree. Leroy Merlin parte. Sì, ma sono 3 anni che ne parliamo. Adesso, e Piazzale Boschetti? Piazzale Boschetti, tanto che ne parliamo. 6 anni, 4 anni e mezzo, perché francamente. Con la vecchia amministrazione sono 6 anni. Parlo per quando riguarda il sottoscritto. Purtroppo ci vuole tempo. No, è tutto capisco, però sarebbe tempo bello. che non pensavo nemmeno io. Mi sto rendendo conto che ci vuole tempo. Pensavo che siccome viene fatto tutto anche nel Leroy Merlin, pensavo che queste qui fossero iniziassero i lavori per sistemare quelle due palazzine. 2 anni e mezzo. Quelle due proprio ce le teniamo. No, è stato venduto ai privati, saranno ristrutturate, ma ci vogliono 2 anni e mezzo ancora per quelle. Mentre perché scusi ci vuole 2 anni e mezzo? I tempi di lavoro sono questi, sono state cedute ai privati, i privati devono ristrutturare. No, sì, ma iniziano i lavori di ristrutturazione? Sì, ma ci vorrà per andare a compimento, ci vuole 2 anni minimo. No, ma non dico a compimento, ma quando vedo che iniziano i lavori sulle due palazzine? Questo un po' dipende dai privati, sarà a fine anno, tra un mese, 2 mesi. È come Onda Palace, quando viene acquistato ai privati, quando cominciano a fine anno, e presumo ci vuole 1 anno. Purtroppo i tempi, anche dei privati, col problema diciamo un grosso punto positivo, manca manodopera, manca personale, mancano tecnici, manca ricambi, mancano tantissime cose, sono aumentati i prezzi, c'è stato un positivo, cambiato il mercato completamente, manca imprese, conosce degli ingegneri, conosce dei geometri, ma anche noi siamo a ricerca del personale, perché è cambiato il mondo, col Covid, e cosa significa? Che molte persone che facevano un mestiere, durante il periodo lockdown della chiusura, hanno scelto un altro mestiere dove vivere, per cui chi faceva il cameriere ma è andato a fare il trasportatore, chi faceva il cuoco è andato a fare un'altra cosa. Di conseguenza, adesso riequilibrare il sistema, ritrovare la professionalità, è complicato, però per fortuna 110% ha cambiato la parte dell'edilizia. Noi abbiamo un grave problema per quanto riguarda mancanza di appartamenti residenti per quanto riguarda gli studenti. Noi abbiamo 22.000 studenti che arrivano, manca gli appartamenti, mancano le stanze, devono andare in periferia, per cui ci sono certi disagi. Però è cambiato il mondo completamente. Fino a un anno fa il Covid ha cambiato tutto. È cambiato le abitudini. abitudini. Poi c'è gente che è andata in pensione da giovane che non lavora più perché prende la pensione, quindi è vero anche questo, quindi c'è una difficoltà. Bisogna un po' alla volta, bisogna organizzarsi. Per fortuna c'è una ripresa economica importante che va utilizzata in senso positivo. Però sono cambiate le abitudini. Dico, Sindaco, perché Piazzale Boschetti anche con il vecchio amministrazione veniva a trovare qui e dicevo che era il mio sogno finalmente di vedere Piazzale Boschetti bella con tutto quel rendering che vedevo e sistemate le palazzine. Non me ne rendo conto, ma sono passati, non ovviamente per colpa sua, 4 anni in più, 2 prima, 5-6 anni e siamo al punto di partenza e uno dice ma santo Dio passi di là, ecco mi piacerebbe vederlo una volta di tutto e finito, una volta c'è la scusa che c'è l'amianto, l'altra volta c'è la scusa sugli operai, l'altra volta c'è la scusa del materiale. Noi padovani o chi è stato, diciamo che non ci siamo comportati molto bene nel passato. Ho trovato cose incredibili. No, è vero, è vero. Dal cherosene all'amianto, a qualsiasi cosa. Adesso lì il parco fra quanto deve essere pronto? Penso fine anno, prima del fine anno. No, perché lei ci passa tutti i giorni perché abita vicino. Non solo, io vado anche ogni 15-20 giorni personalmente a vedere i lavori, faccio il capo
tra virgolette, capovoltiere, perché ci tengo anch'io, non solo perché passo davanti, come passavo davanti a tangenziale, vedo l'Honda Palace, che era una bruttura, anch'io passo davanti alle palazzine di via Trieste, No, è vero. però passo anche davanti a cose gradevoli, Piazza De Gasperi. Ho la pubblicità. No, Piazza De Gasperi. Ogni volta che passo a Piazza De Gasperi, che era un luogo di reale, vedo i ragazzi che giocano a basket. E questo mi fa È piacere. bello, a me sarebbe piaciuto prima vedere Piazzale Boschetti e poi Piazza De Gasperi, però perché più di impatto, non è che si possa scegliere quel famoso i tempi. benzinaio che è la Bassanello, che è di impatto Non è perché che entra nella città. ieri sera ho utilizzato come, quel perché era stato a mangiare la pizza, ho parcheggiato là, anche bello. e anche ha detto bene Leroy Merlin, che è un posto di passaggio perché è un'uscita importante per la città, finalmente vedranno sistemata quella zona lì, e quindi è un bel vedere che lei, perché lei ci teneva moltissimo quando ha avuto questo incarico da sindaco, e ricordo benissimo quando veniva a trovarmi, ha detto ci sono 3 o 4 entrate di Padova che sono un disastro, vorrei vederle diversamente, concordo, è un po' alla volta, magari con fatica, però riusciremo a vederle. Andiamo a pubblicità, ovviamente poi parleremo della Pardina, parleremo soprattutto del conservatorio, rimanete con noi a tra poco.